Organetto e Tumbarino, che tra l'altro indossa proprio l'abito senza su cappuccio, però va bene, abbiamo tutto il resto, Organetto e Tumbarino. Però non è partito l'applauso, come mai? Dovete fare... Ah, ecco, adesso sì, mi piace di più. Antonio Francesco Costeri, anche qui Organetto e Pipiolo si alternano un pochino, poi Davide Costeri su triangolo, Giuseppe Costeri, Tumbarino e Pipiolo, e poi la voce. Io sono particolarmente felice perché l'ho scoperto stasera che sarebbe venuto qui a cantare su un certo gavoese, un gavoese doc che sa costruire bene i tamburi. Io ho anche la fortuna di averne uno che mi ha regalato tanti anni fa, e sono molto felice di ascoltare Demetrio Manca, la voce del gruppo di Gavoi. Insieme, visto che tutto è pronto, anzi no, manca ancora il cablaggio dell'ultimo microfono, insieme ci proporranno tre balli che saranno penso abbastanza brevi, nel senso che raccontano proprio tutti e tre alcuni passi, tempi, ritmi del ballo gavoese. Intanto il ballo Tundu Gavoesu, che è il ballo insomma di aggregazione di piazza. Poi su Urre Urre, quindi anche qui interessante come si sviluppa questa serpentina e diventa sempre più grossa, sempre più partecipata. E poi su Passo Torrao, che è un altro dei balli insomma dell'aspetto etnocoreutico dell'area centrale dell'isola, che conosciamo molto bene, ma che con questo ensemble ha un sapore ancora più interessante dal punto di vista sonoro. Quindi su un certo Gavoesu questi tre balli, e divertitevi e interpretatevi e ballatevi voi.